ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buongiorno, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, questo è il garage dell'Alfista e alle 9.47 per questa edizione un po' stringata abbiamo, signore e signori, un virtuoso della musica con tanto di tutte dell'Alfa Romeo che oggi mi dà ampiamente i punti, il professor nonché maestro Francesco Verzillo, benvenuto. Grazie Antonino, è veramente un piacere immenso poter partecipare a questa trasmissione che per me è sempre stata, diciamo, la trasmissione in veste di ascoltatore appassionato, attento, e naturalmente anche della rivista Il Garage dell'Alfista che quando c'era comunque io sempre qua sto, come si dice, no? E per cui grazie veramente a te e a Radio Libertà, ecco, di cui io sono stato già ospite, ma lo dirai sicuramente. Sì, da Oretta Pierotti c'è musicista da Oretta, sì, giusto. Senti, ma due cose, intanto tu sei un polistrumentista perché sei, se non sbaglio, professore di trombone, ma suoni anche l'organo, ti ho visto suonare pure l'organo. Magari fosse così, no. Sono due strumenti estremamente complessi. In realtà io suono con l'organo, però suonato da un organista, diciamo, quindi il duo che si costituisce trombone e organo, un po' come si dice il calcio sui maccheroni, perché sono due strumenti, trombone col suo timbro nobile, ovviamente io mi riferisco al mio stile, che è uno stile classico, e l'organo che è lo strumento che sappiamo tutti essere presente in chiesa, ma anche il trombone appunto ha una sua antica e nobile origine addirittura biblica, no? Perché si parla di trombe nell'Antico Testamento, ma in realtà erano trombe piuttosto grandi, quindi in realtà degli strumenti più, diciamo, tenorili, baritonali. E quindi il duo. Io in realtà sono forse lo stesso polistrumentista perché suono tanti tipi di trombone, ecco, tutte le taglie, trombone tenore, trombone basso, contralto, però sempre nell'ambito di questa famiglia qui. E questa passione Alfa Romeo da cosa nasce? Soprattutto come suonano i motori Alfa Romeo, visto che tu ti intendi di armonie? Ma diciamo che la consonanza tra il motore, insomma il timbro tipico dei grandi motori Alfa e la passione per la musica sono andati proprio veramente di pari passo, perché la storia ovviamente io la sintetizzo in pochi minuti, ma ci vorrebbe veramente tanto tempo per raccontarla a tutti. Nasce, diciamo, in generale da una mia passione per l'automobile, per le quattro ruote, quindi le prime riviste. Mio papà, tra l'altro, che non ho più, non era un grande appassionato di auto, anzi detestava la guida, prese la patente molto tardi, invece io ero veramente assatanato da bambino con i modellini, eccetera. E però mi piacevano un po' tutti i marchi, ma quando ho cominciato a fare le lezioni, diciamo, di guida per la patente con una persona stupenda che è veramente un grande appassionato di motori. Lui, vabbè, nella vita aveva fatto l'autista qui a Genova per l'azienda municipalizzato trasporti, quella che si chiamava NT. Poi quando è andato in pensione ha conservato questa passione e io ho imparato a guidare con lui, era un signore emiliano, quindi terra di motori. E la folgorazione è avvenuta col fatto che lui durante le nostre passeggiate lungo l'Aurelia, avanti e indietro, come diceva lui, per fare un po' di volante, mi parlava dell'Alfa, soprattutto della rivalità con la BMW, le soluzioni tecniche, il ponte del Dion, il parallelogramma di Watt, insomma tutte queste cose, e io apprendevo, in quanto oltretutto io studente di materie umanistiche, quindi laureato poi in lettere,
e diplomato al Conservatorio di Musica, ascoltavo con interesse perché non era la mia materia. E a un certo punto mi disse che il suocero aveva ancora una Giulia blu, me la ricordo come se fosse oggi, con gli interni marroni, sky, bellissimi. E io dissi, ma me la può far vedere? Quindi dopo una di queste, diciamo, lezioni di guida, mi portò sul luogo e mi aprì praticamente questa saracinesca, mi apparve questa macchina, quindi fu amore a prima vista. E da quel momento in poi per me l'Alfa è passione viscerale, proprio allo stato puro, e non c'è niente che me la possa far passare, nonostante poi magari ne parleremo, gli ultimissimi periodi che non sono per me per nulla brillanti, però come dici spesso tu, dobbiamo guardare sempre al futuro con occhi sereni. Senti, ma quante Alfa hai avuto? Vedo che da ultimo hai questa Giulia. Che Giulia è? Allora, la Giulia è stata appunto il mio ultimo acquisto e sono felicissimo di questa mia decisione, perché è un'Alfa che ho preso nel 2019, nell'estate, ed è una macchina stupenda. È una 2000 turbo con la trazione secca posteriore, che era proprio quello che noi alfisti desideravamo riavere dopo tanto tempo. È una macchina che va veramente bene, adesso ha 75.000 chilometri passati, forse anche 76, a parte gli interventi di manutenzione ordinaria, non ha avuto bisogno di nulla, le prestazioni sono mostruose, diciamo ben oltre i codici un po' restrittivi che ci sono adesso, e quindi non riesci mai a sfogarla se non in pista, come tu sai meglio di me. Sì, infatti ho visto col casco a Monza. Esatto, sì, partecipai 2 anni fa a questa, diciamo, grande manifestazione. C'era appunto il 60° del quadrifoglio, del quadrifoglio, e insomma, vabbè, non ricordo bene, comunque l'anniversario, e quindi ci fu questo grande raduno internazionale a Monza, e potetti così diciamo sfogare un po' le prestazioni dell'Alfa, che è stupenda. Quindi un motore molto generoso, col turbo, 200 cavalli, si sentono tutti, poi pur avendo il cambio, diciamo, semiautomatico robotizzato, devo dire che usandolo, diciamo, con le marce a scalare dà le sue soddisfazioni, soprattutto nella modalità racing. Il colore è rosso, e ovviamente, e questa è stata, diciamo, l'ultima di una lunga serie. Allora, la prima è stata proprio un amore, il primo amore non si scorda mai, una Giulietta 1600, comprata usata da una collega, erano i miei primi tempi come insegnante, non ero ancora laureato, quindi avevo già iniziato a lavorare in una scuola, e quindi, insomma, questa signora che la portava così con un certo, come dire, sufficienza disinteresse, io le dissi: ma scusami, ma questa macchina qua non sai cos'hai? Ah sì, è di mio papà, ma poi la daremo via perché lui ormai è anziano, non guida più tanto. Ho detto: fammelo sapere. E in effetti fu di parola, mi sembra l'anno successivo, mi disse: guarda, per darla indietro al concessionario, se vuoi riprenderla tu allo stesso prezzo. Mi ricordo proprio con i primi soldini degli stipendi comprai questa Giulietta 1600, ovviamente la versione come dire base, però aveva anche già qualche accessorio interessante. E poi purtroppo nel 95, nella provincia di Cuneo, dove avevo iniziato a insegnare a fare la gavetta, diciamo così, ci fu un incidente, purtroppo la dovetti demolire. Sì, purtroppo, e quello fu un momento tragico, vabbè, a parte la difficoltà anche oggettiva di non avere un'auto da quelle parti, perché le supplenze, diciamo, si ottenevano più per il titolo della patente che per il titolo di studio, perché bisognava girare un po' tutti i paesi, che però era un piacere con macchine di quella fatta lì. E poi, vabbè, naturalmente entrando poi di ruolo, cominciando la mia carriera musicale importante, cominciai con le macchine nuove. Quindi, allora, seguirono una 145 motore boxer 1600, stupenda, anche lì sound. Ecco, parlavamo appunto del suono, vabbè, il albero della Giulietta
è arcinoto agli alfisti, una musica infinita. Oltretutto io suonando uno strumento tenorile, insomma, proprio veramente come possiamo dire, in asse, no? Questo suono come dire, imponente, no? Dei nostri motori, amatissimi motori. Poi dopo la 145 cambiai, c'erano delle formule di acquisto all'epoca, diciamo sempre di nuovo una 145, la 145 era rosso bordeaux, un'altra 145 color un blu molto bello, blu golfo se non ricordo male, però col motore Twin Spark 1400 che aveva più o meno la stessa potenza, erano sui 103 cavalli, mentre il 1600 andava forse qualcosina di più del Boxer, ma non di tanto. Poi è seguita una 156 blu, che è stata poi una macchina che ho tenuto veramente per molto tempo. Dopo una GTV modello ultimo 2003, grigio metallizzato, anzi no, argento metallizzato, anche lì. Allora la 156 era un 1600 Twin Spark, un bel motore, 120 cavalli, insomma andava veramente bene. Vabbè, c'era la trazione anteriore, quindi non era per me il massimo, però era molto equilibrata, di multilink, insomma, come tu sai meglio di me. Poi è seguita dopo la 156 la GTV, come dicevo, motore 2000 JTS, e dopo, anzi in contemporanea, presi una bellissima 166 usata a Torino, però un 2005 il busso, quindi, sì, come la mia. Come la tua, esatto, vabbè, l'unica differenza il colore, anche quello era rosso, bordeaux, sempre di quella fatta lì. E dopo ho dovuto vendere anche a malincuore, ma per fortuna una persona che poi ho conosciuto bene, che sapeva apprezzare la macchina, ho dovuto vendere GTV, perché anche per ragioni di spazio qui a Genova non è che ce la caviamo tanto bene, no? Da questo punto di vista ho preso e dando anche indietro alla 166, anche quella con la lacrimuccia, proprio mi sono girato 2 volte nel piazzale prima di abbandonarla, e ho preso la Giulia, che è la mia attuale macchina. Senti, io ancora 1 minuto e mezzo, ci suoni qualcosa di alfista? Sì, assolutamente. Allora, la mia idea era quella di suonare una celebre aria di Verdi, che è Celeste Aida. Il motivo è che finisse con l'acuto Un trono vicino al sol, e visto che Stellantis, a volte le stelle in senso positivo non è che ce le faccia proprio vedere sempre, e saltando, permettimi la battuta, se un esercito di prodi da me guidato, perché quello lasciamo perdere. Scusa la parentesi. Il maestro Francesco Verzillo eseguirà per noi Celeste Aida di Giuseppe Verdi. Bene. Naturalmente un piccolo estratto. Sì, anche perché stiamo già sforando un po'. Prego. Ok. Il maestro Francesco Verzillo ha suonato per noi Celeste Aida di Giuseppe Verdi, meglio non si poteva fare. Chiudiamo così, grazie Francesco, Grazie, appuntamento grazie a voi tutti. Tra una settimana, grazie ancora, e viva la buona musica, viva Verdi, grazie. Grazie, senz'altro, ciao, e viva l'Alfa Romeo sempre. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.